proseguiamo con il progetto del cassonetto ad accesso controllato. In via sperimentale siamo partiti fine febbraio nella zona di San Michele e di Borgo Trieste. Abbiamo i primi risultati molto buoni, un aumento circa del 20% della raccolta differenziata, passiamo dal 50 al 70%, e colgo l'occasione per ringraziare anche tutti i cittadini che hanno accolto veramente nel pieno del significato lo slogan della nostra campagna, che era il futuro nelle nostre mani. È una buona sfida, io penso che le nostre imprese abbiano le capacità per affrontare il futuro, come ho detto tante volte, non sono i prossimi 2, 3, 4, 5 mesi, ma io la vedo nei prossimi 2, 3, 4 anni, se saremo capaci di proporre sul mercato e saremo capaci di dare delle risposte che la cittadinanza e la pubblica amministrazione chiede. Penso che l'edilizia e l'ANCE Verona in particolare può essere ancora un'associazione che può essere protagonista nel prossimo futuro e nei prossimi anni. Qui invece le infrastrutture sono rimaste in piedi, non c'è nulla da ricostruire, ma c'è tutto da adeguare. C'è soprattutto un'attività che è quella di far ritornare la serenità e la fiducia nei confronti delle persone che erano abituate a viaggiare. Questa categoria, che è stata molto sottovalutata, che è quella dell'organizzazione degli eventi, delle fiere, i centri congressi, insomma, hanno nel DNA la capacità di adattarsi e di risolvere le situazioni, perché di fronte allo spostamento, alla gestione di migliaia di persone, a organizzazioni complesse, in luoghi complicati, in tempi complicati, con interlocutori difficili, hanno oramai, come dire, sta nel loro lavoro, sta nel DNA di queste imprese, quindi è per come sono fatti che c'è il senso positivo e la capacità di risolvere qualsiasi situazione. Tutti dobbiamo capire che il nostro atteggiamento, sia nella vita privata, sia nella vita nel tempo libero, ma soprattutto nel posto di lavoro, deve essere reso con la massima attenzione nel rispetto di se stessi, dell'igiene e dell'ambiente, perché abbiamo visto cosa può succedere.